Un'immagine nella sua immediatezza ha la capacità di dire molto più di tante parole. Per questo motivo abbiamo voluto che l'immagine che rappresenta il 32esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Gran Premio Internazionale Prosecco DOP, fosse elaborata e creata da un giovane ma famoso e talentuoso illustratore, Ale Giorgini. E siamo riusciti ad avere da lui un'immagine che ci ha pienamente convinti, ha colto perfettamente nel segno, è riuscito attraverso un'immagine fresca nei colori, nel tratto, nel segno grafico, a rendere quello che noi vogliamo comunicare attraverso questo concorso. Un concorso che si collega sia alla storia, ma che si rinnova, si apre all'Europa, diventa internazionale, un concorso giovane. È un'immagine facilmente decodificabile, che piacerà sicuramente a tutti e vi consiglio di osservarla attentamente perché all'interno troverete tutti i riferimenti all'internazionalità. Ho avuto il piacere e l'onore di disegnare il manifesto della 32esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, che per la prima volta esce dai confini italiani e diventa internazionale. Ho realizzato un'illustrazione che racconta quello che per me rappresenta la musica. Nell'immagine una figura femminile, una musicista che sta suonando un violino, le cui linee di costruzione escono dalla figura stessa, andando a definire spazi, a disegnare luoghi e a connettere altre figure, a connettere persone, che è esattamente quello che fa il linguaggio della musica. La scelta cromatica gioca tutta sui toni del blu, che sono da un lato il colore ufficiale della manifestazione e dall'altro le tonalità della bandiera europea, dato appunto che per la prima volta quest'anno saranno coinvolti oltre all'Italia altri 13 paesi dell'Unione Europea.